Buongiorno, buona domenica e buon anno amici di Sportisti. Un saluto da Marco Geniuso qui per commentarvi Academy Palermo Calcio e Castelvetrano. Vediamo subito le due formazioni in campo per il classico saluto. Adesso il famoso circle time ormai di ogni partita per l'Academy Palermo Calcio. Poi vi raccontiamo le statistiche, ma intanto gustiamoci questo momento. A colloquio intanto mister Santa Lucia sa che oggi questa è una partita fondamentale per la stagione. Ricordiamo infatti la gara di andata terminata con il risultato di 2-0 per il Castelvetrano. Si gioca però non qui chiaramente, in casa proprio del Castelvetrano, che però ha una statistica piuttosto interessante in trasferta. Adesso vi raccontiamo anche la statistica interessante in casa Castelvetrano, perché è una formazione che in trasferta ha raccolto ben 15 punti dei 23 totali, dunque una formazione quasi un po' da trasferta, possiamo effettivamente dire. E non è mai banale, perché giocare in trasferta è sempre un qualcosa di complicato, non però per la squadra in maglietta rosa-nera, intanto sta iniziando a piovigginare, non ha piovuto tutta la mattinata, sta iniziando invece adesso. Intanto vi mostriamo il nostro tabellino. Inizia anche la partita con il più possesso per l'Academy Palermo Calcio con Mazzola. Adesso Baglione lotta subito con questo piccolo rimpallo con il suo avversario, poi Canci. Nel frattempo volti nuovi in casa Academy Palermo Calcio, perché vediamo tanto anche il cronometro, anzi chiedo scusa per piccolo momento di ritardo, purtroppo la pioggia ci ha un po' fatto ritardare il tutto. Diciamo quindi dei volti nuovi in casa Academy Palermo Calcio, perché vediamo Giovanni La Monica con la maglia numero 8, il suo esordio stagionale con questa maglia. Lo vediamo infatti come mezzala sinistra, invece mezzala destra dovrebbe essere Baglione, che comunque come sempre agisce quasi come trequartista. Adesso infatti recupera anche il primo pallone subito con l'8 numero 10, si tratta di Thomas Martin. Martin lotta contro Baglione, ala meglio, allarga il gioco, cerca di compagno, poi cerca di circumnavigare, in questo caso Di Vaio lo porta invece verso l'esterno con un grande lavoro qui Cascio. È stata una buona giocata difensiva. Tempo cala anche un po' la pioggia, in realtà invece aumenta, dunque vedo che ci accompagnerà quasi per tutta la diretta. Nel frattempo gioco fermo per consentire anche ai giocatori di recuperare, stiamo infatti lasciando la scarpa a Saladino. Adesso qua vado ad anticipare, poi cerca di allontanare la sfera, la regala però al suo avversario. Sponda, cross in mezzo, palla termina direttamente dalle parti di Messina, dunque è stato lui scelto, non inserirlo tra i pali. Poi l'altra scelta è quella di partire a destra con Cicuta e non con Riera, solitamente parte su quella fascia, oggi invece panchina per lui, parte Cicuta, sicuramente un giocatore più difensivo, ma probabilmente mister Santa Lucia si affiderà a lui magari nel secondo tempo, forse quando le squadre saranno un po' più lunghe. Intanto cerca la giocata a Cascio, viene subito fermato, un ottimo intervento da parte di Alagna, un'ottima chiusura, poi si riparte con le mani con lo stesso Cicuta, palla che passa, Mazzola, scontro con il suo avversario, poi Baglione viene fermato assieme dall'intervento fisico iniziato da parte di Cognata, che fa valere sicuramente il mismatch con il suo avversario. Tanto si continua, tutto regolare, poi Pace poggia dietro, l'anticipo tentato e anche è riuscito da parte del suo avversario, poi Martin non riesce a recuperare la palla, poi buca intanto l'intervento per Mazzola, che però non aveva capito il movimento di Baglione, che era stato a deludere la difesa, aveva battuto anche Alagna, che è andato in anticipo, poi lotta a ganci, poi palla alle spalle, dovrebbe arrivarci, infatti ci arriva puntuale Saladino, una buona comunque l'inserimento alle spalle da parte di Milici. Palla che termina però fuori, sarà dunque rimessa tra le sempre zona offensiva per il Castelvetrano, che non è iniziato male questa partita, anzi ottima mentalità.
difensiva Di Vaio di superare in dribbling su dietta avversario, ma allontana Ganci, l'anticipo della difesa. Poi Baglione cerca con la punta di toccare quella palla, viene sfavorito nel rimpallo. Cikuta, ottimo posizionamento di prima, adesso cerca di alzare un po' il ritmo del gioco. L'Accademia Palermo Calcio che oggi è alla ricerca di una vittoria importante. Infatti l'ultimo match non è andato molto bene, infatti una sconfitta contro il Calcio di Cile, 1-0, anzi sembra di 0-1 perché comunque sempre lo stesso campo. Poi cerca le spalle Martinico, la tocca invece Cascio, prova a girarsi contro Ingrasciotta, poi viene rubato il pallone, si continua. Siamo due con Interisano, il capitano di questa squadra, i due capitani, infatti Interisano con la maglia numero 8 per Castelvetrano, invece dall'altra parte abbiamo Samuele Scarcella, ricordiamo infatti come lui e Ganci si alternino la fascia da capitano, intanto buca quasi l'intervento Salvatore Ferruggio, così tocca a Pace, poi invece lascia a Felice e tutta la fascia sinistra per potersela prendere, se la prende Felice, cerca un compagno in mezzo, Mazzola aggancia, Mazzola col sinistro e allontana invece Seidita, smanacciando praticamente il massimo delle sue possibilità. Era una palla precisa, quella di Mazzola, non forse molto potente, ma stava quasi per insaccare sotto la traversa. Intanto la Monica, Pace, ottimo l'aggancio, a seguire viene fermato, poi la Monica ancora con la punta viene fermato, poi Ferruggio va direttamente sull'uomo con il fisico e fa anche molto bene perché la Monica lo stava per battere nel mismatch, ma poi lui si è messo davanti con il corpo, poi soffre un po' con Pace, un po' in apnea, forse il numero 22. Poi difficoltà con le volate di Pace, che su quella fascia comunque è un giocatore che tende molto ad avanzare. Felice riesce a dare anche l'appoggio, dunque creare delle occasioni offensive per l'Academy Palermo Calcio, che oggi vede assente una delle figure più importanti, chiaramente quella del preparatore atletico Leonardo Mazzola. La famiglia infatti Academy Palermo Calcio si stringe attorno al dolore per un lutto in famiglia e noi chiaramente lo salutiamo. Cascio cerca il Divi contro Interisano, la tocca, poi Ganci col mancino, cerca il tocco verso i compagni, poi Martin riesce molto bene a fermare gli avversari, ma poi con un rimpallo Felice ne vince 2, poi il tocco da dietro, poi si ritorna in avanti con Scarcella che sembrerebbe essere in vantaggio nella sua volata contro Leonardo Midici e infatti mette palla direttamente in rimessa laterale. Continua intanto a piovere, anzi aumenta, possiamo dire, l'intensità. Poi ottimo la Monica, cerca il taglio verso i compagni, capisce invece tutto in anticipo Giovanni Cognata, anzi no, chiedo scusa, che Achille Alagna si trattava, con la maglia numero 15, numero un po' insolito per un centrale. Solitamente si utilizza la 5 leva, alla numero 15, intanto Mazzola, il passaggio del cerca di compagno, Cascio, il taglio per Baglione, che non riesce ad arrivare di tanto sulla palla. Ottimo qui l'uscita da parte di Giuseppe Seidita, ma buona anche la palla di Cascio che aveva effettivamente visto l'inserimento del compagno, poi forse è partito con un pizzico di ritardo Baglione, che è un giocatore che solitamente crea queste occasioni, non le rifinisce. Intanto azione superlativa da parte di Saladino, che poi sbaglia forse la cosa più semplice. Ferruggio si appoggia centralmente, palla direttamente centrale su Parisi che poi cerca le punte ma non arrivano. Poi Pace di prima, Baglione, tocco nuovamente sul numero 11, però l'anticipo perfetto da parte di Alagna, poi si complica un po' la vita a Martin, riesce comunque a uscirne molto bene, spalla alla porta, Martinico a cercare Milici che può puntare l'uomo contro Scarcella, lo porta verso l'esterno, Milici ancora vuole il destro, poi la scivolata di Scarcella molto dura, però sembrava forse sul pallone, almeno da qui, non per il direttore di gara che invece ha chiamato il calcio di punizione. Sembrava potesse veramente aver preso il pallone, ma dunque calcio di punizione, bisogna riguardare forse questo fallo, ma sulle punte di punta vediamo Parisi, andrà probabilmente in mezzo con cercare forse qualche deviazione, vediamo se invece magari cercherà la porta, da qui sembra abbastanza complicata. Tanto Messina sta sistemando due uomini in barriera, si tratta di Felice e di La Monica, il nuovo arrivato che si sta già presentando anche abbastanza bene con
diverse giocate tecniche. Parisi, cross in mezzo, di testa arriva la zuccata da parte di Cognata, se non abbiamo visto male. Infatti era proprio Giovanni Cognata che ha provato questo colpo di testa, ma anche staccato molto bene, forse un po' leggera la marcatura difensiva da parte della squadra di casa, che oggi non sta brillando, forse un po' come il solito, però bisogna anche ricordare forse il posizionamento in classifica del Castelvetrano, che è una squadra che al momento si trova al quarto posto. Intanto Pace, proprio l'aggancio, salta Ferrugia, qui rischia tanto con questa entrata quasi da taekwondo, palla che termina fuori, dunque ha rischiato un po' il terzino. Pace è andato un po' più avanti, dunque non lo ha preso. Diciamo dunque il quarto posto per il Castelvetrano, invece per l'Accademia Palermo Calcio settimo posto. I punti sono infatti 17 per i padroni di casa contro i 23 degli ospiti, che ricordavamo, come abbiamo detto nella nostra intro, sono stati capaci di totalizzare ben 15 punti fuori casa dei 23 totali. Dunque una formazione che cerca di giocare, di imporre il proprio gioco anche lontano dalle mura amiche. L'ultimo match infatti è stato vinto contro lo Sporting Pallavicino, solo di 1-0 di misura, squadra che tende forse a giocare un po' di misura perché si presenta anche come la terza migliore difesa di questo campionato con soltanto 10 gol subiti, dunque un dato molto importante. Tanto Milici cerca lo scatto sulla destra, viene fermato da Scarcella, molto molto bene, quindi il terzo migliore difesa per il Castelvetrano, però forse un dato non ottimale è quello del settimo miglior attacco con 18 gol fatti, forse non tantissimi, però chiaramente si capisce come il gioco sia maggiormente difensivo, quello scelto dalla formazione ospite. Tanto la tocca, cercava un tocco, però non è stato ravvisato dal direttore di gara. Pace, la Monica, sempre molto tecnico. Pace, Baglioni col tacco, magia, la Monica guarda la porta e viene fermato da Interisano, aveva tutto lo spazio per poter calciare verso la porta, non ci ha provato la Monica, poi chiude invece Cicuta. Questo scontro con Di Vaio, tanto rimasto a terra capitano Interisano, ha fatto una grande chiusura, poi viene chiamato anche l'intervento da parte del staff medico con Cognata, che infatti chiama il proprio tecnico. Tempo acqua invece per Milici, che sta effettivamente correndo tanto su quella fascia. Abbiamo un duello più che altro non con Felice, comunque non è un duello col terzino, è quasi un duello con Scarcella, perché Felice tende anche ad avanzare un po', forse anche un po' troppo, consentendo invece al numero 7 di ritrovarsi direttamente in duello proprio con il centrale, con il capitano Samuele Scarcella. Al momento il numero 6 dell'Accademia Palermo Calcio ha avuto la meglio, però siamo soltanto al minuto 11 di gioco, dunque passato veramente pochissimo tempo. Cerca invece la migliore posizione Baglione. Diciamo dunque come l'Accademia Palermo Calcio non abbia effettivamente iniziato benissimo questa partita, però l'occasione più importante è arrivata proprio di stampo rosso con Mazzola, che in quel caso ha cercato col sinistro trovare la porta sul palo lontano, era molto complicato, defilato anche da quel punto di vista. Cicuta intanto con le mani va incontro la Monica, la mette giù con la coscia, poi si scontra con Di Vaio, si continua, la Monica allontana la palla, poi Cascio vince il match fisico, poi viene fermato da Ingrasciato. Pace, scontro con Ferruggio, ottimo quel suo contrasto, poi Martin cercando in Milici, sempre indemoniato su quella fascia. Milici va sul fondo, può crossare, cerca il traversone in mezzo, la tocca a Scarcella, poi dice potrebbe arrivarci, non ci arriva, poi ancora una volta mette una pezza il difensore, anzi la Monica. Pace 1-2, scambiano molto bene la palla, si cercano anche tanto, poi cerca un tocco forse verso Baglione, però che era rimasto leggermente più indietro, lo voleva la palla forse nei piedi, non sulla profondità. Capisce tutto Cognata, che poi ci regala anche un buon lancio sui compagni. Calcio intanto sbaglia Cascio, Interisano la controlla, poi il tocco sbagliato da parte di Ingrasciotta. Cascio, momento ottime chiusure da parte del terzino, che infatti contiene molto bene Cascio, poi scivolata puntuale, palla non va nemmeno fuori, si continua dunque con Ingrasciotta che vede l'inserimento del compagno, la tocca quasi con una zona lombare, forse questa aggancio è andata scivolata puntualissima da parte di Scarcella, che oggi è un compito abbastanza complicato, quello di fermare comunque un tridente d'assalto come
Martinico, anche Martin che gioca, lo vedete, a rimorchio, però comunque avanza. Poi chiaramente Milici e Di Vaio sono quelli un po' più offensivi, ma agiscono più sulle fasce. Intanto Martinico prova a girarsi, lo fa bene, Martinico salta tutti, va giù, ma si continua, prende in pieno l'arbitro, poi il gioco chiaramente viene fermato. Qui una grande giocata di tecnica da parte del numero 9 con Scarcella che ha rischiato un po' con questo tackle leggermente scomposto, però sul pallone comunque. Messina intanto. Fite di corpo da parte di Saladino, adesso Scarcella. Si apre sulla fascia sinistra Felice, lui non lo serve, va direttamente da Pace, sponda Felice, Mazzola, poi il tocco Milici. Poi Felice, 2 volte, rimpallo di Martin, palla in rimessa laterale. Nel frattempo mister Santalucia chiama Felice, diceva di essere un po' più deciso su quei palloni, perché effettivamente il passaggio non è stato dei migliori. Poi intanto Mazzola riesce a passare, Cogna da lontana, palla direttamente lunga con Cicuta che fa un buon anticipo. Lui che lo scorso anno giocava infatti come centrale di difesa, quest'anno invece è passato come terzino. Pace, Felice col mancino si apre verso Baioni, che però oggi forse ha un po' di difficoltà nel trovare la migliore posizione. Una notizia che un giocatore come lui solitamente è sempre in partita. Intanto la Monica si gira Mazzola, riesce a controllare, poi Ferrugio sbaglia il passaggio, Baione apre molto bene dalle parti di Pace che perde forse qualche tempo di gioco controllando il pallone. Pace punta, rientra, guarda la porta, poi viene fermato. Atteggiamento difensivo, poi Felice con il petto, la tocca col mancino, la regala a Martin, poi palla direttamente centrale, capisce tutto in anticipo, ma nel frattempo si è fermato Milici, palla forse verrà messa fuori. La Monica, Pace, Mazzola, si continua, palla lontana. Il gioco viene fermato dal direttore di gara anche su consiglio di mister Santalucia che ha visto il calciatore con la mano numero 7 a terra. Manovra per la respirazione intanto, ovviamente forse un colpo. Colpo all'altezza dello sterno per il numero 7 che è sicuramente uno dei migliori in campo fino a questo momento. Nel frattempo si muove qualche uomo in panchina, tanto si continua, proprio l'aggancio volante Cascio, ingrasciotta lontana per Martinico, in vantaggio però Saladino, che poi lascia lì a Scarcella che mette una pezza, e che pezza perché comunque è allontanato molto forte. Poi intanto Baione la controlla, cerca l'appoggio dalle parti di Cascio, non si sono capiti due, palla in rimessa laterale con Gasciotta con le mani, questo è un po' forse rivedibile. Martinico fa un grande lavoro qui alle spalle alla porta, subisce anche un fallo, sarà dunque calcio di punizione per il Castelvetrano. Baione si mette davanti cercando di infastidire un po' il suo avversario, ma il direttore di gara lo invita a tornare indietro. Sarà dunque calcio di punizione con Cognetta che andrà probabilmente lungo, abbiamo visto effettivamente lanciare anche con buona precisione in precedenza, dunque ci immaginiamo una traiettoria forse per i compagni. Intanto va direttamente verso la porta con Messina che invece blocca facilmente, fa subito ripartire Felice. Nel tempo può rientrare Milici, Mazzola con l'esterno, Pace, il dribbling su Ferrugio, magia da parte del numero 9 che può aprire sul compagno, lo fa adesso Mazzola, è dentro l'area di rigore, col sinistro cerca i compagni in mezzo, palla che testa tutto il secondo palo ma non trova il tap-in di Baione che infatti la va a raccogliere sull'esterno, il dribbling, Baione nasconde la palla, adesso Cascio, poi la Monica col destro, poteva trovare il primo gol in maglia Accademia Palermo Calcio, non lo trova, ma buona azione, che magia però da parte di Baione che qui non sta brillando forse oggi tantissimo, però quando si accende è un giocatore che fa veramente tanta paura ai suoi avversari, perché sullo stretto in un fazzoletto è andato via praticamente in una frazione di secondo, la palla direttamente messa in mezzo. Nel frattempo calcio di posizione, fallo di Tenisano che la tocca infatti con il braccio nel suo duello aereo con Ganci. Anche lui forse oggi non si sta trovando molto la posizione, ma forse ingabbiato da questa doppia posizione da trequartista qua. Adesso in realtà si è anche abbassato in Tenisano, però lui
e Martin giocano quasi come vertici alti, lasciando il solo Parisi a centrocampo alle volte, e lì infatti c'è un po' di difficoltà per uscire per ganci. Intanto Baglione nasconde la palla, si appoggia a Cascio, Baglione va giù, si continua per il diritto di gara. Poi Di Vaio lotta, la tocca verso Interisano, poi la Monica perde forse qualche tempo di gioco, casca giù, si continua. Interisano con il destro apre molto bene verso i compagni, però trova soprattutto un super Scarcella che adesso apre dalle parti di Felice, che avanza tutta la fascia sinistra, prova il dribbling, poi Ferrugia è molto bravo qui ad affondare il tackle, però più volte ha affondato questo tackle verso l'esterno. Qui se Felice avesse scelto l'interno ovviamente l'avrebbe anche saltato. Intanto si continua con Di Vaio che la controlla, non ha fretta di ripartire il numero 11, la controlla molto bene con l'esterno, guarda i compagni, testa alta, si appoggia, Interisano, palla di ritorno, poi capisce tutto Cicuta, sta giocando una grande partita effettivamente. Poi Saladino, Messina va lunghissimo dalle parti di Cascio, poi scontro con Cognata, Mazzola va incontro, poi Baglione la controlla 2 volte, cerca un dribbling ma non riesce a passare. Buono qui il contrasto di Martin che avanza, non lo chiude nessuno, allarga sul sinistro, poi il dribbling Di Vaio, entra in entrare rigore, Di Vaio cerca i compagni in mezzo, palla che passa, arriva direttamente dalle parti di Milici che va sul destro, cerca la porta, non la trova. Ma qui grande palla da parte di Di Vaio che aveva messo un pallone a rimorchio, quasi un mix in realtà a rimorchio, un secondo palo, dove Martinico invece aveva cercato di stare proprio davanti al portiere, voleva una palla praticamente sul primo, non è stato accontentato il numero 9, è stato invece accontentato il numero 7, ma palla che ha attraversato tutta la di rigore senza però trovare una posizione favorevole, l'ha tutta dopo il 7, ma senza nessun acuto. Cognata, Di Vaio lotta con Cicuta, poi palla di Tete in rimessa laterale, dunque Flavio, prenditi lo spazio da si riparte con le mani per Castelvetrano, minuto 20 di gioco, perché si fosse sintonizzato in questo istante sui canali di Sportissimi, il risultato di 0-0. Non abbiamo avuto tante occasioni da gol, però una gara abbastanza vivace. Intanto Mazzola cerca la sua solita giocata a fare passare la palla, questa volta però non gli riesce. Sarà dunque possesso per Castelvetrano che va lunghissimo con Sedita. Lascia rimbalzare Martinico, prende forse anche una botta, poi scontro con Saladino, calcio di punizione, fischiato forse il contesto precedente tra i due. Sarà dunque calcio di punizione, Parisi sul punto di battuta, però sembrerebbe quasi allontanarsi, e infatti va Martin sul pallone. Thomas Martin, numero 10, guanti per lui, dunque un po' di freddo effettivamente presente oggi in campo. Chissà che magari non sia un portafortuna per il numero 10. Tempo torna la pioggia, Martin intanto cerca la porta direttamente dalle braccia di Messina che blocca senza troppi problemi. Intanto aumenta l'intensità della pioggia. Scarcella, Saladino fa un movimento la Monica, poi rischia il dribbling, infatti Martinico gliela ruba. Di Vaio con il destro, non era una brutta idea questa parte dell'11 che aveva effettivamente calciato anche con grande potenza, ma per sua sfortuna la precisione non è stata delle migliori e dunque palla fuori in rimessa dal fondo con Messina che si appoggia direttamente da Capitan Scarcella. Saladino non affonda la pressione Interisano, poi palla direttamente su Mazzola, adesso la sua posizione sta molto ditreggiata, adesso la recupera Mazzola, scambia Baglione, dovrebbe effettivamente cercarsi un po' di più i due, palla direttamente per Pace che l'aggancia con il mancino ma non riesce a concludere verso la porta. Ci aveva provato, palla ottima da parte del solito Baglione. Prende male adesso Sedita, regala infatti a Baglione che la controlla, poi Cascio prova a girarsi contro Ingrasciotta, va sul fondo, lo ottiene, potrebbe anche crossare Cascio ancora,
poi l'ultimo tocco, la palla però è già terminata fuori, sarà dunque calcio d'angolo per l'Accademia Palermo Calcio, che sta cercando di aumentare il ritmo in questa partita. Minuto 23, ricordiamo 2 tempi da 35 minuti oggi previsti in questo campionato giovanissimi Elite Under 15. Sul punto di battuta vediamo Baglione, solitamente ci regalano uno schema, ma questa volta si andrà in mezzo, palla dentro, per Scarcella di testa che non riesce a impattare molto bene, aveva preso anche il terzo tempo, ma forse con un pizzico di anticipo, difatti non riesce a incornare nel migliore dei modi, palla di fatti fuori e dunque rimessa per Seirita. Poi Milici, Mazzola con il petto la controlla, poi si appoggia così su Felice, Ferrugia invece allontana direttamente, più lontano che può, in rimessa laterale. Sarà dunque possesso ancora per l'Accademia di Palermo Calcio, che si affaccia nuovamente in avanti con Antonio Felice, e con le mani cerca un movimento di Mazzola, che però si nasconde un po' dietro i difensori. Baglione la tocca, Mazzola, Felice può cassare col sinistro, cerca e ottiene anche il cross, poi allontana Cognata invece con il mancino, non è molto bene, infatti Baglione, poi la monaca di testa, ma incontra la palla Cascio, ancora lotta il 7, sbaglia nel dribbling, poi cercando Martinico direttamente però sul petto di Saladino, Cicuta, ecco Ganci, Scarcella, Saladino anticipato, poi Ganci, Martinico fa un grande lavoro da pivot, poi riesce ad appoggiarsi su Martin, allarga sulla sinistra, forse se avesse allargato sul destro ovviamente avrebbe trovato una posizione migliore per Milici, però non è stato così, scelto invece il compagno in Grasciotta, poi Martinico anticipato molto bene qui da Saladino, lo sta tenendo egregiamente oggi. Scarcella intanto, la Monica la controlla, poi cerca un compagno, ma infatti nuovamente il 6, c'è Felice, non lo serve, Mazzola di prima grande qui la sua sponda, poi la Monica pa di ritorno, poi la tocca invece a Lagna, Cascio, Ganci, Cascio ancora, poi il contrasto duro da parte di Grasciotta, ma sul pallone c'è l'inserimento di Di Vaio, non lo serve, invece lo serve adesso sulla velocità, ma Saladino lo rincorre, lo può saltare, Di Vaio grande quel suo giocato e poi chiude allontanando così per sempre Scarcella, che non ha badato allo stile, non ha badato allo stile Scarcella, ha fatto anche molto bene perché ha fermato il suo avversario, effettivamente stava entrando in zona di rigore, causando anche qualche guaio. Prova a girarsi intanto, conclusione tentata da Interisano, poi Baglione allontana con il dorso, poi il dribbling di Cascio sbagliato, la Monica allarga dalle parti di Pace, di testa a Ferrugio, poi Baglione la controlla, buona qui la seconda palla, Mazzola può puntare la porta, salta l'uomo Mazzola, rientra, calcia col sinistro, fuori per Mazzola, che ha provato questa giocata molto complicata ma anche ben fatta. Il primo dribbling effettivamente era anche riuscito, c'era però Pace che stava recriminando, essendo anche in ottima posizione. Interisano si aggancia con Ganci, il capitano e il vice capitano di oggi, poi Martin avanza sulla destra, si appoggia dalle parti di Milici, palla che però non termina fuori perché riesce anche a tenerla in campo, proprio un dribbling, Felice non abbocca però il numero 3, poi scivolata da dietro di Milici, intervento irregolare, rischia anche un po' il giallo. Ha un po' rischiato in questo caso il numero 7 perché era un intervento da dietro, anche un po' gratuito. Felice cerca spaventata in avanti per Mazzola, in anticipo Cognata, ottima coppia quella formata da Cognata e Alagna, i due si capiscono praticamente a meraviglia, uno avanza, l'altro invece rimane più indietro, uno accorcia e l'altro invece va in anticipo, anzi rimane chiaramente dietro a
fare il baluardo, insomma si capiscono veramente molto molto bene, ottimo, poi si scambiano anche Mazzola più volte, rimanendo comunque sempre molto attenti sull'azione. Ingrasciotta intanto col sinistro, cerca Martinico. Flavio, vieni in mezzo, interno a destra, Giova. Vai esterno a destra, Giova. Oh, Flavio! Frattempo cambio per Mister Santa Lucia perché ha scambiato la posizione di Cascio e di La Monica, dunque La Monica giocherà come alla destra pura, mentre invece per Cascio mezzala sinistra, dunque un cambio di posizione. Forse non è piaciuto qualcosa a Mister Santa Lucia, effettivamente la gara di La Monica è iniziata molto molto bene, poi però qualcosa non ha funzionato, è stato un po' scemando la sua prestazione. Scarcella intanto, Cascio c'è il pallone, si gira anche molto bene sulla pressione di Martin. Rapido, non stare fermo, dai una giocata, dai un'altra giocata. Saladino cerca il taglio centrale, lo trova Baglione, palla meravigliosa per Pace che guarda la porta, Pace! E la sbloccano così, palla geniale di Baglione e gol di Adriano Pace, 1-0 il risultato, al minuto 29. Palla perfetta da parte del 10. Che qui quando tocca il pallone un po' come Remida riesce sempre a creare qualcosa di bello da vedere. Un taglio perfetto. Adesso si mette in salita per il Castelvetrano. Nel frattempo forse il modo di tuffarsi Seidita potrebbe essersi fatto male. Vediamo, si sta riscaldando effettivamente Alessandro Sacco, il secondo portiere di questa formazione. Vediamo se riuscirà a fare il suo ingresso o se invece, come ci auguriamo chiaramente, Giuseppe Seidita possa rimanere in campo. Per lui una buona parata sul tiro di Mazzola col mancino. Un po' di ghiaccio per lui. Risultato quindi di 1-0, quasi a ridosso della fine del primo tempo, minuto 30 infatti. La sbloccata Adriano Pace con questa grande palla di Baglione che ormai è quasi più una notizia perché ogni partita regala queste giocate. Ancora non si è acceso però del tutto il 10, anche la prima gara chiaramente nel 2024. Tanto il cambio di Mister Santocia ha funzionato perché effettivamente, anche se veramente non hanno toccato la palla né Cascio né La Monica nella situazione del gol, comunque ha portato bene e infatti continuano a rimanere su quelle posizioni. Vediamo se invece ci sarà qualche cambio, forse nella seconda frazione di gioco, magari con una ala destra pura, perché comunque in panchina ricordiamoci un giocatore come Benedetto Caravello ma anche come Vito Maniaci che potrebbero agire su quella fascia, che fanno anche con grandi qualità. Intanto Interisano, poi lontana in Grasciotta, palla su Martinico, lavora sempre con il fisico, questa volta la meglio su Saladino, palla centrale per Martin, lo insegue Baglione, poi serve Ferruggio allo spazio sulla destra, se la prende tutta, dribbling su Pace, palla però portata direttamente in out, dunque rimessa laterale per Ferruggio. Felice, palla alta, Ferruggio, Martinico si appoggia a Milici, poi Martin la controlla male però, poi Baglione cerca di soffiargliela davanti, Martin cerca il taglio, una palla buona a Baglione ma non è riuscita, nonostante il numero sia lo stesso. È andato buca a Saladino, poi Felice lascia rimbalzare la palla, Milici, poi forse prende un colpo ma si continua, Milici cerca un cross in mezzo, Saladino ancora buca una volta il pallone, Interisano si appoggia direttamente da Ingrasciotta, nel frattempo Felice si tocca il naso, dunque forse è un colpo ricevuto nel precedente contrasto. Si riparte dunque questa rimessa dal fondo con Messina e adesso Flavio, incomincia a muovere! La battuta lunga da parte di Saladino col tacco Mazzola, molto elegante, cercare Baglione che però non ci arriva, Ingrasciotta allontana, poi incontro ganci, buona qui la sua giocata prima, poi perde il tempo per il passaggio, poi saggiamente si appoggia dietro Cascio, scarcella adesso Saladino
che ha tanta libertà per prendersi quei metri davanti a sé. Sbaglia intanto il passaggio, l'anticipo perfetto di Interisano, sta facendo una grande gara. Interisano cerca la porta, la traversa, e poi Messina è molto sfortunato a buttarsela dentro con la zona lombare, ma che gol da parte di Interisano, che fa 1-1 al minuto 33. Adesso mette tutto in parità. Aveva fatto effettivamente un grande anticipo su Cascio, poi su Ganci, chiedo scusa. Poi ha visto il posizionamento del portiere, ha cercato una conclusione forte, ha beccato la traversa, un pizzico di fortuna, ma come si dice tante volte, la fortuna aiuta gli audaci, bisogna chiaramente provare per poi ricevere anche un pizzico di fortuna. Interisano lo sa molto bene, ha calciato con grande qualità e ha trovato poi il pareggio dell'1-1. Una grande conclusione quella del capitano, sicuramente uno dei migliori di questa squadra insieme a Milici, che sta facendo una grande prestazione. Poi chiaramente una menzione d'onore va data anche ai centrali Cognata e Alagna, che al di là del gol subito non avevano sbagliato praticamente nulla. Qualcosa va da rivedere forse per Ferruggio, che si è fatto un po' fregare sul taglio di Pace, però la palla di Baione non era comunque facilissima da leggere. Tanto Saladino, la Monica, le finte, buona qui la sua giocata, potrebbe lanciare Mazzola, cerca invece Baione, scivola intanto Alagna, Baione perde qualche tempo di gioco, poi si complica un po' la vita il 10. Minuto 34, stiamo per arrivare al 35esimo, dovrebbe essere un minuto, quello scelto dal direttore di gara per l'extra time di oggi. Intanto il contesto di Divai allontana invece Ingrasciotta, poi di testa Saladino, sempre avere la mano su Martinico, poi Cicuta, Ganci, la Monica cerca di liberare la sua tecnica, Baione la controlla, palla di ritorno, chiude molto bene qui Parisi, poi se sempre Baione a guadagnare nuovamente il possesso, poi si concede anche un buon dribbling, palla in mezzo di la Monica, buca, Mazzola la controlla però con il braccio, per il direttore di gara dice di averla controllata con il fianco, ma non per l'arbitro, che invece decide di chiamare un calcio di punizione. Mancano 30 secondi, poi sarà fine primo tempo. Gara molto bella, molto vivace, soprattutto di 1-1. Interisano ha risposto al gol di Adriano Pace, su una magia però da parte di Baione. Tanto è rimasto giù Di Vaio, si continua. Cicuta, poi si chiede forse che il pallone possa terminare fuori, Mazzola lo fa adesso, gioco che viene fermato con Di Vaio che è rimasto giù. Aveva tentato un colpo con il tacco, poi è andato giù praticamente solo. Ci auguriamo chiaramente che non sia qualcosa di natura muscolare, perché perdere un giocatore come lui in questa partita sarebbe veramente un grande peccato. Però siamo già arrivati comunque al minuto 36, dunque probabilmente appena il giocatore si rimetterà in piedi ci sarà l'ultimissima occasione, o forse soltanto il tempo di battere, per poi mandare tutti negli spogliatoi per questa prima frazione di gioco che vede il risultato di 1-1. Si è alzato adesso, ma abbastanza claudicante. Dovrebbe essere tutto ok, però la sua cambiata sicuramente non ne recita nulla di positivo. Tanto la palla viene restituita direttamente all'Academy Palermo Calcio con Messina, è stato molto sfortunato in precedenza con il rimpallo che l'ha sfavorito. Intanto termina il primo tempo, risultato di 1-1 tra Academy Palermo Calcio e Castelvetrano. Alle gol di Pace risponde Interisano. Noi intanto vi salutiamo, ma come sempre per qualche minuto piccolo break e poi il secondo tempo della partita. A dopo. Penso che sia un bicchiere molto pieno, perché sinceramente all'inizio dell'anno nessuno avrebbe ipotizzato, anche il più ottimista, che noi saremmo stati quinti, che avessimo fatto un campionato di grande livello come abbiamo fatto. Mi ricordo che a parte la partita di Salerno, che
che abbiamo perso per motivi secondo me extra palanottistici, con decisioni arbitrali veramente singolari e dubbie. Noi abbiamo perso solo con Recco, Savona e Brescia, e col Brescia eravamo senza i 2 americani, poi siamo andati a vincere a Trieste, siamo andati a vincere a Napoli, siamo andati a vincere a Quinto, siamo andati a vincere, insomma abbiamo pareggiato a Siracusa, quindi insomma direi che è stato un campionato eccellente, veramente non mi aspettavo, come dicevo prima, con tutte le difficoltà che ogni anno ci sono e che ogni anno ritornano ancora di più, tra cui la piscina, non abbiamo spazi acqua adeguati, siamo costretti ad andare 2 volte a settimana a Terrasini, meno male che c'è Terrasini, ma questo poi crea problemi, perché tipo ieri sera siamo andati, c'era un temporale incredibile, quindi non è facile allenarsi. E la cosa ancora più grave secondo me è il pubblico, noi ormai veramente è una barzelletta, noi giochiamo sempre in campo neutro, per gli avversari è tutto più facile, noi non abbiamo il sostegno a parte dei nostri ragazzini che li fanno entrare e che grazie a Dio ci sono, però insomma immaginate se il Palermo Calcio giocasse a porte chiuse tutto il campionato. E ha quasi anticipato la domanda, se tornando all'inizio della preparazione, considerando tutti i problemi del caso, se si aspettava di finire a ridosso della top 4 del campionato, ad un passo dal passaggio della fase a gironi di Len Eurocup, considerando appunto tutto quello che sta succedendo attorno a voi. No, non me lo immaginavo, io quando appena è uscito il calendario lo faccio un po' sempre, avevo fatto uno schemino con le squadre, le 4 squadre che secondo me con noi si sarebbero giocati il 6° e il 7° posto, e dando alcune partite vincenti, altre perdenti, come Correcco, Savona, Ortigia, bla bla, Trieste, insomma alla fine non eravamo entrati nelle 7 sotto questo mio schedino, ce l'ho ancora a casa, quindi questa è la testimonianza che la squadra si è superata, ha fatto meglio di... Io penso che, guarda, il primo anno abbiamo fatto benissimo, il secondo anche, il terzo anche, ma forse quest'anno anche per il livello, per i cambiamenti che ci sono stati e per tutto, forse è l'anno che abbiamo fatto ancora meglio di tutti. Parliamo ora della seconda parte della stagione, quasi atipica verrebbe da dire, considerando il lungo stop di circa 2 mesi e mezzo. Come si gestisce e soprattutto se in un certo senso può, tra virgolette, giocare a favore di una squadra che comunque ha speso tantissimo fino a pochi giorni fa? Ma sì, io penso che il problema sarà, come hai detto tu, gestire questi 2 mesi, perché oltretutto non saremo al completo, mancheranno i 2 americani, è sempre difficile stare un periodo così lungo. Tu calcola la preparazione quest'estate, abbiamo fatto 2 settimane, perché poi abbiamo iniziato subito a giocare la Coppa Italia, addirittura 10 giorni, perché diciamo che la seconda settimana già siamo andati a giocare la Coppa Italia, e fare 2 mesi obiettivamente sono tantissimi. Dovremmo inventarci qualcosa, magari anche trovare qualche squadra con cui poter giocare, allenarci, perché qui non ne abbiamo, a parte la waterpolo non abbiamo altre squadre a Palermo per poter giocare, e poi sicuramente io su questo sono abbastanza convinto, mi servirà questo periodo per poter svolgere un determinato tipo di lavoro con alcuni giocatori che ho utilizzato meno, vedi Nuzzo, vedi Metodiev, vedi anche lo stesso Marini, anche se Marini ha giocato di più, è stato utilizzato di più, specialmente Nuzzo e Metodiev, per poter fare tutte le cose che non ho potuto fare in questo periodo veramente intenso. Ecco, quindi quasi un accenno alla domanda conclusiva: cosa chiede Marco Baldinetti al 2024 del Telemer? Al 2024 del Telemer io chiederei un altro anno come questo passato, dove abbiamo fatto anche l'anno scorso, da gennaio in poi abbiamo fatto un grande campionato arrivando quarti, e io chiedo la stessa cosa, anche se fosse quest'anno sesti, comunque ritornare nelle coppe europee, stare di nuovo nelle coppe europee, penso che sia il massimo per noi, per la società, per tutti noi. L'allenatore è sempre un'emozione, è la prima esperienza che sto vivendo in panchina
per dirigere questi meravigliosi ragazzi, non mi stanno dando nessun tipo di problema, mi ascoltano, durante gli allenamenti seguono a millimetro quello che gli chiedo, quindi per ora sta andando tutto bene e sono felice della scelta che ho fatto. Adesso invece da giocatore, hai fatto 4 gol, partita straordinaria, qual è quello che ti è piaciuto un po' di più? Sicuramente l'ultimo, quando mi sono presentato a Tubertu col portiere defilato e io ho fatto il cucchiaio. Quello secondo me è il più bello di tutti, ma anche gli altri non sono stati male perché abbiamo fatto un bel gioco di squadra, corale, quindi siamo arrivati in porta giocando a futsal, quindi è stata un'ottima prestazione, abbiamo fatto 11 gol, quindi bene, ogni partita va sempre meglio, ora cerchiamo di recuperare qualche infortunato e andiamo a Giudecca per giocarci e rimanere quasi in testa alla classifica. Restando sempre per i gol, ci hai detto il gol più bello, però quello più importante anche in base al momento della partita? Il più bello sicuramente sono quelli agli inizi, perché sblocchi la gara, metti 1-2 gol di distacco alla squadra avversaria, quindi sicuramente quelli, però ti ripeto il più bello secondo me è stato l'ultimo. Invece parliamo di Giuseppe Ricotto, un ragazzo molto giovane che conosciamo nei campi di calcio a 5 ormai da diversi anni, un giocatore molto tecnico, veloce, però a volte forse un po' egoista. Oggi invece l'abbiamo visto praticamente passare tutti i palloni. Cosa è successo? È anche un po' fuori nel tuo sacco, qualche allenamento, magari hai parlato col ragazzo? Sì, Peppe è intanto un ragazzo straordinario perché non manca mai a un allenamento, dico, è costante e poi l'avete visto, c'ha una tecnica, una velocità, un 1 contro 1 che se ti salta è devastante, è imprendibile. Sì, oggi ha peccato forse un po' più di preziosismo, poteva fare qualche gol in più, invece ha preferito magari farlo fare al compagno. No, io sinceramente durante l'allenamento non gli ho detto niente perché lo lascio libero di dare in campo quello che si sente di fare, senza compiti, già lui lo sa quello che deve fare e lo fa benissimo. Quindi peccato soprattutto nel primo tempo, quando a portavoce ha cercato di darmi la palla a me per fare gol a me, ma io non gli chiedo questo assolutissimamente, quindi anzi io sono più contento quando o faccio fare o fanno gli altri gol che quando le faccio io. Quindi magari oggi ha deciso così, però sicuramente alla prossima tornerà a segnare e a fare gol. Diamo uno sguardo invece alla prossima partita contro il Giudecca. Li conosci? Ti aspetti qualcosa in particolare da loro? Come la preparerai? La prepareremo come abbiamo preparato tutte le altre, allenandoci con costanza, con determinazione e non pensare alla classifica né loro né in quella nostra. Andiamo a Giudecca per giocarci la nostra partita, io sinceramente non li conosco, quindi magari vedrò qualche partita che avete ripreso voi, quindi per dare qualche spunto, qualche cosa magari giovedì durante l'allenamento, però andremo a Giudecca per giocarci la partita come abbiamo fatto tutte quest'altre. Siamo tornati live intanto per il secondo tempo di questa vincente sfida tra Accademia Palermo Calcio e Castelvetrano, risultato di 0-0. Possiamo che il nostro scoreboard. Poi chiaramente vi ricordiamo invece che il cronometro inizierà a partire soltanto nel momento in cui il primo possessore della palla toccherà
effettivamente la sfera e dovrebbe essere Martinico con la maglia numero 9. Una buona gara per lui, forse non si è fatto vedere molto lì davanti, però è un giocatore che comunque si è mosso tanto, ha fatto anche un buon lavoro dal punto di vista, diciamo, come raccordo un po' tra centrocampo e attacco, perché è un giocatore che va sempre incontro alla palla, cerca di sfruttare il fisico. Saladino e Scarcella lo hanno quasi sempre arginato, intanto rischia tanto Saladino perché non aveva probabilmente visto Di Vaio alle spalle, dando questa palla a Messina di testa. Intanto Cicuta, nel frattempo nessun cambio né da una parte né dall'altra, dunque si rimane con gli stessi 22 in gioco. Di Vaio con il tacco, Cicuta non è a bocca, poi la Monica, Baione commette fallo, ha cercato di fermare il suo avversario, ma non ci è riuscito. Dunque calcio di punizione con Cognata sul punto di battuta, vicino a lui c'è Ingrasciotta, poi anche Alagna. Ferruggio invece è un po' più defilato, però andrà probabilmente lungo, infatti va proprio così. Poi Scarcella quasi la sfiora, pallone regalato, possiamo dire, all'Accademia di Palermo Calcio con Messina. Nel frattempo pronti invece 2 cambi per formazione ospite, perché fanno i loro ingressi la maglia numero 19 Giuseppe La Sala, dovrebbe essere al posto di Ferruggio, che è stato chiamato. Anche Milici, vediamo, perché forse La Sala dovrebbe entrare al posto di Martinico. Ferruggio fuori per La Sala, dunque sì, questo è il cambio, mentre invece l'altro cambio è quello di Giuseppe Friscia al posto di Martinico. Dunque vediamo come si posiziona, perché La Sala va invece lì davanti con Milici che giocherà come terzino destro, e dunque lì davanti invece c'è anche Friscia, quindi questo è un cambio sicuramente molto offensivo, con Milici che è partito come alla destra facendo anche una grande gara, però poi adesso passa come terzino, dunque un cambio super offensivo. Intanto Interisano conquista il pallone, la tocca molto bene, poi palla di ritorno, Di Vaio si allarga sul sinistro, forse un po' troppo, deve rientrare ma non con Scarcella che fa una grande chiusura. C'è vicino a lui la Monica, l'anticipo di Interisano, buona qui nel suo anticipo, poi rientra, cerca di trovare la porta, Messina blocca con tanta facilità. Dunque dicevamo come ci sia stato un cambio molto offensivo, perché adesso è stato inserito un esterno alto, ma l'esterno alto precedente entrò come terzino, dunque ci immaginiamo forse delle azioni corali maggiormente dalla fascia destra. Incresciotta, Interisano rischia tanto qui Ganci che si aggancia, poi la tocca Ingrasciotta, Parisi, Martin contrastato da Cascio, buona qui la sua giocata, poi Pace riprende anche il tempo, Pace sul sinistro cerca di trovare la porta e la blocca in 2 tempi Seirita. Palla direttamente adesso su Felice di testa, poi Cascio che forse pensa un attimo alla conclusione, Baione cerca di trovare la migliore posizione, Baione, poi contrasto di Cognata, allontana invece Interisano, la tocca a Ganci, poi lunga Interisano con Felice che la tocca direttamente da Capitan Scarcella che fa lunghissimo. Adesso un pizzico di difficoltà per l'Accademia di Palermo Calcio, chiaramente dovrà un po' aspettare perché la potenza offensiva del Castelvetrano è comunque importante. In testa Di Vaio, Interisano cerca compagno, non è, si sono capiti 2, una buona gara però per il capitano, che è sicuramente uno dei migliori in campo quest'oggi, un gol ma anche ottime giocate. Nel frattempo si riscalda Riera, ma anche Maniaci. Cicuta con le mani, Mazzola riesce a girarsi bene, Baio nella tocca con la punta, adesso la Monica cerca un tocco verso Pace, questa volta lo fa male, era buona qui la giocata dell'Accademia di Palermo Calcio, è uscita molto bene dalla pressione con Mazzola che è andato incontro, tutto Scarcella sulla pressione di La Sala, poi Ganci, sempre La Sala a lottare, tocco di Martin, cercare
Friscia, poi mette tutti d'accordo Cascio, Baglione si gira con il destro, fa tutto benissimo, Baglione cambia lato, allunga di testa Alagna, poi con Milici un po' di difficoltà nel controllare questa sfera, poi lontana invece la difesa, Scarcella, poi lontana Saladino, dunque con questa uscita da parte di Martinicoli davanti perde sicuramente un po' di fisico la formazione ospite, però con la Sala guadagna sicuramente un giocatore più tecnico, un giocatore anche capace di poter forse effettuare degli inserimenti sulla profondità, magari meno col pallone tra i piedi, o comunque spara alla porta. Cambia un po' adesso il modo, l'assetto di giocare per gli ospiti, ma Martinico effettivamente ha speso forse un po' tutte le energie il primo tempo, dove quasi come un pendolo cercava di trovare la migliore posizione. Intanto Cascio contrastato da Alagna, buona quel suo contrasto, poi riesce a vincere ancora il duello. Cascio fermato da Martin in maniera irregolare e infatti calcio di punizione. Vediamo chi andrà sul punto di battuta, ma sicuramente uno degli indiziati è proprio Giuseppe Baglione, che infatti si va a prendere questo pallone perché probabilmente uno come lui vuole calciare, è un po' distante, però Baglione è un giocatore che da queste, anche con queste lunghezze, comunque fa del male. Dunque vediamo se effettivamente cercherà la porta o se forse è un assist, ma forse uno come lui ci immaginiamo più una conclusione. Infatti ha contato i passi, sta guardando attentamente la porta. Baglione va infatti direttamente dalle parti di Seidita, palla però che va direttamente in out, dunque nulla da fare in questo caso, in questo calcio di punizione. Seidita va a lungo, la tocca a Baglione, che una volta non è un lancio perfetto quello del portiere. Mazzola, cercato poco forse oggi, poi Cascio, buono questo break, allontana per Pace e poi in due tempi allontana invece Seidita. Testa Saladino, la tocca poi la Sala, prova il duello con Scarcella, vince però il difensore dell'Accademia di Palermo Calcio. Poi Pace, cercato molto bene dai compagni, vede il taglio di Mazzola sulla profondità, esce però Seidita, ancora una volta in anticipo il portiere. Adesso va lunghissimo a cercare i compagni, tocca a Felice, la lascia lì verso Cascio, che allarga per Pace, quindi un po' in controtempo, però palla direttamente in out. Si tratta dunque di una rimessa laterale, continua a riscaldarsi intanto Riera e Maniaci, potrebbero essere loro due i prossimi indiziati in casa Accademia di Palermo Calcio. Probabilmente potrebbero lasciare il campo, tanto si continua con Di Vaio col mancino, poi scivolate, poi ancora Di Vaio e la traversa gli nega il gol dell'1-2, ma si continua ancora con Friscia che cerca i palloni in mezzo, poi non la tocca veramente nessuno, anzi la tocca qualcuno, tocca probabilmente Messina, dice di no Messina, però dietro di gara ha visto una deviazione, sarà dunque calcio d'angolo, ma che rischio in casa Accademia di Palermo Calcio, perché c'è stata un'occasione brillante con la traversa, palla che rimane lì, fallo in attacco, calcio di punizione. Dunque diciamo questa conclusione di Di Vaio era stato molto bravo però in precedenza Saladino a murare questa conclusione. Tanto Riera si è levato la pettorina e lui è il prossimo ad entrare, probabilmente al posto di Cicuta, invece Maniaci potrebbe subentrare forse al posto di La Monica o di Cascio, vediamo effettivamente al posto di chi dei due. Messina, Saladino, palla lunga di Saladino, cercherà i compagni, non trova nessuno, trova però Ingrasciotta che allontana senza badare allo stile, poi la controlla Di Vaio che sicuramente ha un po' alzato il suo ritmo in questo secondo tempo. Interisano trova l'apertura geniale per Friscia che non impatta bene, però era stato beccato in questa posizione offside, dunque calcio di punizione per l'Accademia di Palermo Calcio. Tempo dentro Francesco Riera, al suo posto probabilmente uscirà Cicuta e infatti cambio abbiamo indovinato, ormai è un cambio che i due si danno il cambio spesso durante i match, una staffetta, fuori un
terzino più difensivo come Cikuta, dentro invece uno abituato maggiormente alle proiezioni offensive come Riera, ma probabilmente anche per dare tanto qui il rischio incredibile da parte di Scarcella. Saladino la porta dietro, Messi, una pressione di La Sala molto importante, qui rischia ancora una volta Scarcella che con i piedi oggi non è stato perfetto, intanto è rimasto giù Ganci, anzi le chiedo scusa, Saladino chiaramente. Nel tempo sta continuando e aumentando il ritmo del suo riscaldamento Vito Maniaci, che potrebbe essere un game changer di questa partita perché è un giocatore molto tecnico, un giocatore molto veloce e sulla fascia, effettivamente sulla fascia destra soprattutto non si è attaccati moltissimo in realtà, perché c'è stata prima la posizione di Cascio, poi si è aperto la Monica, però i due sono giocatori forse più statici, tecnici ma più statici, invece chiaramente Maniaci è un giocatore che è più esplosivo, su quella fascia potrebbe mettere maggiormente in difficoltà Ingrasciotta, che oggi sta comunque giocando una grande partita, ma maggiormente di contenimento, perché si attacca comunque dalle parti di pace, anche perché Baglione tende molto spesso ad aprire sul compagno con la maglia numero 11, infatti è stato proprio suo l'assist per il gol del momentaneo 1-0. Scarcella, Mazzola, aggancio non perfetto, Ganci, Scarcella, adesso Saladino, palla lunga, poi il petto di Cognata molto pulito nel suo intervento, poi Di Vaio va incontro alla palla, anticipa la Monica, lottano i due, poi commette anche fallo, dunque calcio di punizione per il Castelvetrano che sta giocando una buona seconda frazione quest'oggi, forse anche meglio rispetto alla prima, dove abbiamo visto invece maggiormente attaccare la squadra in maglia rossa. Nel frattempo il mister avversario chiama La Sala, probabilmente per qualche movimento. Intanto Di Vaio, buono qui il suo aggancio, la lascia lì Riera, buono che il suo primo torneo toccata, poi scivolato, scontro con Ingrasciotta, ma si continua, sono scontrati veramente in modo molto pesante i due. Poi Pace, va sul sinistro, sul destro, Pace si complica un po' per la vita, poi calcia col sinistro, alagna la mura, ma nel frattempo Ingrasciotta ha preso veramente una brutta botta, scivolata di Riera. È rimasto giù Ingrasciotta, lo scontro con Riera è stato molto duro. Tecnico infatti chiede forse un cartellino per Riera, non per il direttore di gara, che infatti ha fatto invece continuare il gioco. È stato un contesto molto duro. Riera infatti aveva fatto una grande giocata in precedenza con due ottimi dribbling sulla velocità, poi nel tentativo di servire il compagno si è infilato con la punta, ma poi è stato un po' anche inevitabile lo scontro con Ingrasciotta, che però si è rialzato fortunatamente, ma la botta sembrava veramente molto dura. Rientrato in campo Ingrasciotta, che dunque prende posizione sulla fascia mancina. Si torna sempre in rimessa laterale per l'Accademia Palermo Calcio, che dunque rimane in zona offensiva e spinge ancora, poi la tocca a Martin, allontana la palla, La Sala prova un aggancio a seguire molto complicato, Scarcella in anticipo, poi Saladino, la tocca a Cascio ma sbaglia, poi i ganci preso in controtempo, Di Vaio, l'anticipo di Cascio, ottimo su Martin, adesso si rifà e poi cerca e trova il pallone verso Mazzola, che può arrivarci, Mazzola, palla in mezzo per la Monica, palla perfetta da parte di Mazzola e Tapin sul secondo palo, quasi come se fosse futsal per l'Accademia Palermo Calcio, che fa il gol del 2-1 con la Monica. Si è presentato così con il gol il numero 8 che ha seguito l'azione, ma palla perfetta di Gabriele Mazzola, che come diciamo in ogni nostra diretta è un giocatore che comunque segna, però fa segnare, soprattutto fa giocare bene la squadra. Questa è una qualità molto importante. Poi chiaramente grande palla anche da parte di Cascio, è stato lui ad aprire per Mazzola. Tanto lottano Friscia e Felice con Felice, infatti chiede scusa forse per aver sbracciato un po' troppo. Sempre molto corretto il numero 3. Pace con il braccio, l'avambraccio, anzi per essere più corretti dal punto di vista anatomico. Nel frattempo
Fabio! Oh, Adesso vediamo chi uscirà, perché forse potrebbero lasciare il campo proprio Cascio. Avevamo effettivamente detto uno tra Cascio e la Monica, probabilmente. Intanto lo stesso Cascio metti tutti d'accordo, forse spreca le ultime cartucce in corpo, allarga male però, perché Cogneta capisce tutto. Poi la Sala va ad inserirsi in mezzo a due maglie rosse, la tocca per Divide, sta Riera, poi interi stanno prova ancora la grande botta da fuori, Messina blocca senza problemi. E fa lungo adesso, cercare Messina, poi la tocca invece Parisi, poi Scarcella, Pace va incontro, poi fa scorrere il pallone, non riesce la giocata, forse se l'avesse fatta qualche metro più avanti avrebbe avuto anche una maggiore valenza. Mancano 20 minuti al termine di questa partita, sono di 2-1 con la Monica al momento il gol decisivo. Poi Cascio, buona giocata, viene murato il tiro da parte di Alagna, palla poi allontanata molto lunga con Scarcella che però nettamente in anticipo, non rischia il passaggio sul portiere, fa direttamente in rimessa laterale, dunque possesso per il Castelvetrano. Nel tempo sono pronti dei cambi perché sta per fare il suo ingresso, l'abbiamo visto, Vito Maniaci, bisogna cercare di capire proprio al posto di chi. Tempo calcio di punizione. E poi entrerà anche Francesco Centonse. E invece lascia il campo Pace, dunque un cambio forse anche per contenere un po', perché non mette Maniaci per un giocatore più difensivo, ma leva dal campo Adriano Pace che ha fatto il gol dell'1-0 momentaneo di questa partita. Adesso anche per Centonse, sto cercando di capire al posto di chi, che è uscito da quella parte Parisi, dunque dovrebbe agire dunque in mediana il numero 13. Sarà quindi calcio di punizione per il Castelvetrano che va lungo in mezzo, cercare le torri, la tocca invece di testa lo stesso Manici che tocca quindi il primo pallone della sua partita, poi scambia con i compagni, Felice, un po' in difficoltà, riesce comunque a uscirne via. Manici entrato molto bene in partita, già con questi due palloni ha fatto un po' capire che un giocatore come lui deve giocare forse anche un po' di più. Intanto la palla direttamente di La Monica sbagliata, cercare proprio lo stesso, ne è entrato Maniaci, si continua, palla lunga, Felice, sempre molto pulito nei suoi interventi, ganci. La Monica sbaglia il controllo, poi ingrasciotta, poi scivolata da parte di Cascio, rimasta a terra Interisano. Nel frattempo aumenta il vento e questa chiaramente è una notizia, può essere un fattore di questa partita, perché adesso ci immaginiamo che forse giocare con palloni anche corti, forseggio rapido, possa essere anche un pizzico più complicato. Tanto Maniaci la porta sull'esterno, può rientrare, cerca un dribbling sulla quella fascia, viene fermato però dall'ottimo intervento da parte di Milici, che comunque da quando è passato Terzino non ha avuto tanti attacchi da quelle parti, però si è fatto comunque trovare sempre molto attento. Felice, buona giocata sulla sinistra, Felice vuole la fascia, la trova, Felice, traversone in mezzo, Mazzola la controlla male, poi Baglione, La Monica, sempre Baglione, cerca il pallone, casca giù, si continua, Mazzola prova a mettersi in mezzo a due, Mazzola ancora, Mazzola, fa tutti, Mazzola ancora, rimpallo e poi non arriva La Monica. Azione insistita, poi ganci con un brutto errore qui perché si va sorpassando al pallone. Ma che azione da parte di Gabriele Mazzola, ha passato praticamente tutti. Un super 6 dita, e ha negato però questo gol. Poi Scarcella la tocca, finisce ancora, la porta fuori. Nel frattempo dentro anche Benedetto Caravello, sarà lui il prossimo ad entrare al posto di La Monica, dunque fuori un centrocampista, dentro un'ala. Si è fatto molto bene qui La Monica oggi con questo gol all'esordio, con Caravello che giocherà sulla sinistra e invece Manici sulla destra. Aspetta, rimani per adesso là che no. Rimani là, poi mi cambi. Vai, prendi, vai.
l'ingresso del 17, giocatore molto tecnico, un grande inizio di campionato, poi qualche panchina, ma un giocatore comunque molto giovane, uno dei più piccoli in campo, ricordiamo. Adesso ha una chance molto importante perché adesso le squadre sono un po' più larghe rispetto a prima. Un giocatore come lui può sicuramente trovare qualche giocata tecnica. Intanto si continua con Ganci che allontana questa palla, cercare direttamente Mazzola, controlla con l'addome, Mazzola va giù, Cognata, si continua, Mazzola la tiene in campo ma solo per qualche istante. Ingrasciotta, poi Riera a pressare la Sala, lotta anche Caravello, palla direttamente dalle parti di Di Vaio, di fare in due sia Ganci che Saladino, poi esce molto bene qui Cascio, applausi per lui. Finta e controfinta, poi cerca il taglio per Caravello, lo trova, Caravello può puntare l'uomo contro Cognata, Caravello sul mancino, cerca la porta, tira in porta, palla respinge male il portiere e in due tempi invece riesce a sventare questa occasione, però Caravello ha fatto vedere che anche con il sinistro può calciare in porta. Pallone intanto molto lungo a cercare Felice che qui chiude su Friscia, la meglio però l'esterno del Castelvetrano, Friscia casca giù, tutto regolare per direzione di gara, va cercato un calcio di rigore, non per l'arbitro di oggi, gli ha indicato di rialzarsi, però Friscia qui ha fatto una grande giocata perché Felice è un giocatore che difficilmente sbaglia, lo ha portato lui a sbagliare. Si è rialzato per il 17, Felice intanto, Maniaci, Baglione, Felice, Mazzola di prima, molto bene, Baglione escono molto bene dalla pressione, adesso si alza la tecnica in campo, poi Caravello non aggancia la palla, ci arriva però Cascio, che ancora ha energia per correre, Cascio sul destro, potrebbe crossare, ci pensa un attimo, doppio passo, Riera sul mancino, viene fermato da Cognata che non trova comprensione di compagni, poi Riera non si accorge di Di Vaio. Poi Cascio ancora una volta la tiene in campo, sembrava di sì, infatti è stato così, poi Baglione in mezzo, Baglione col sinistro, la parata da parte di Seidita, poi non riesce sulle tapine Manieci, ma che giocata di Baglione che l'aveva controllata e poi con il sinistro va centrato anche la porta, ma poi anche un pizzico di sfortuna, anche magari col piede non forte chiaramente, è stato fortunato, intanto Ganci guarda molto bene, invece guarda la porta, Maniaci mette in mezzo Mazzola con il destro, non riesce a trovare con il destro, col piattone, una grande azione sfruttata male però per l'Academy. Intanto Riera vuole il dribbling, si inteserisce forse un po' troppo, Riera ancora scivolata, palla un calcio di punizione, palla lunghista di Interisano a cercare Fiscia che non riesce a rimanere in piedi, poi Scarcella la scorta fuori. Nel frattempo Cascio sta molto bene, il gioco che si è fermato, intanto infatti è lo staff dell'Accademia di Palermo Calcio per soccorrere il proprio giocatore. Una buona partita per lui, sicuramente un primo tempo forse non ottimale, ma un secondo veramente da urlo per Flavio Cascio, che forse anche complice il nuovo posizionamento dalla destra a mezzala, dovrebbe lasciare il campo, sta per entrare Giuseppe Guzzo, anche lui è una new entry in casa Accademia di Palermo Calcio, perché insieme l'autore del gol è la Moni, che è stato uno delle due pedine di questo mercato invernale. Intanto la Sala cerca la giocata tecnica, si intestardisce, Riera allontana ancora senza badare allo stile ma con grande efficacia, poi Caravello contro Ingrasciotta in anticipo, poi Cognata, diventa un po' scomposto ma Mazzola fa una grande giocata, poi apre per Baglione, la controlla, guarda la porta, Baglione prova una rabona, molto lezioso qui il numero 10. Poi può rientrare in campo Baglione con la sua, cerca una giocata in mezzo a due, larga invece con l'esterno Di Vaio, che adesso sembrerebbe avere
subito la sua fascia, poi ritorna forse dopo, intanto cross in mezzo da parte di Friscia per la sala di testa che la colpisce contro Saladino, ma non riesce a incornare bene. Oh Vito! Cambia, vieni qua Vito! Ormai aspetta! Messina va a lungo a cercare i compagni, ma troppi palloni forse sprecati in questo modo per l'Accademia di Palermo Calcio, che dal punto di vista dei pallonieri è stata un po' forse troppo leggera. Nel frattempo si cambia di fascia, dunque Maniaci e Caravello. Cognata cerca e ottiene centralmente i compagni. Martin un po' in ombra adesso, Interisano cerca di trovare la porta. Messina in due tempi, rischia un poco in realtà, un pizzico di brivido per la tifoseria sempre molto calda dell'Accademia di Palermo Calcio. Oh, andiamo su! Messina cercherei Mazzola, la tocca invece Alagna. Adesso Caravello è fresco su quella fascia, potrebbe dare qualcosa in più, punta e salta Centonse. Sempre Caravello viene fermato da Alagna, poi viene triplicato addirittura. Interisano, Cognata col mancino, la sala, la controlla con la coscia, poi Riera e adesso Cascio. Alagna, Baglione, alza ancora una volta la sfera, cercare Mazzola, poi forse sbraccia un po' troppo, ma si continua per il direttore Garganci. Adesso, oggi un po' in ombra in realtà Ganci, ci ha abituato a grandi prestazioni, oggi forse non è la sua partita migliore. Intanto Ganci adesso si vuole rifare con la testa, Mazzola allarga dalle parti di Caravello che lotta contro il suo avversario, contro Milici. Sempre Caravello vuole una finta, vuole che forse faccia un movimento per poterlo saltare, non arriva, fronteggia sempre, Mazzola la controlla, poi Cognata. Martin allarga dalle parti di Friscia, quello sempre con Scarcella che tende molto spesso ad aiutare Felice su quella fascia, andando quasi a creare una difesa a 3 in realtà, perché Felice lo vedete salire abbastanza. Con Riera che chiaramente controattacca da quella parte, dalle parti di Felice, tende a stringersi molto e poi chiaramente all'esterno d'attacco dovrebbe aiutare maggiormente, in questo caso Magnaci. Ha fatto però in precedenza la Monica, sempre molto puntuale, intanto scivolata di Riera, sempre molto attento in questo tipo di contrasti. Possiamo anche dire tranquillamente che sia la sua giocata migliore, o meglio, la sua giocata preferita, perché ogni partita regala sempre delle scivolate del genere. Anche un grande tempismo, chiaramente fondamentale quando si fa questo tipo di interventi. Intanto calcio d'angolo dovrebbe essere, infatti sì, l'ultimo tocco è stato proprio di Riera. Dunque corner, minuto 63 di gioco, mancano 7 minuti, poi qualcosa da recuperare, non tantissimo, ci sono state molte interruzioni, però aspettiamo comunque qualcosa. Sul punto di battuta la Sala va in mezzo con Messina che smanaccia, si allunga sul secondo palo, poi Caravello contrastato da Centonse, alla meglio sul rimpallo, poi tira ancora lì la palla con la suola, contrasto di Interisano perfetto che cerca anche i compagni in mezzo, poi Scarcella in spaccata, servire Baglione che lancia verso Mazzola, capisce però tutto in anticipo Alagna, poi Centonse non aggancia bene Friscia, poi le urla da parte di Messina. Adesso ci sarà spazio per Guzzo, ricordiamo uno dei due entrati, però c'è spazio sicuramente in casa Castelvetrano per due calciatori. Si tratta con la maglia numero 2 di Giuseppe Caradon, posto di Alagna, e poi con la maglia numero 18 invece Francesco Forte al posto di Midici. Dunque vediamo sulla fascia destra Caradonna, centrale invece Forte, al posto proprio di Alagna, che è uno dei migliori in campo, e Midici, che sicuramente ha fatto un grande primo tempo, poi qualcosa meno forse nel secondo, ma complice la posizione chiaramente più difensiva, che non gli ha permesso di poter giocare con le sue doti migliori, della velocità, chiaramente della tecnica. Oh, occhio al set.
Quindi calcio di punizione, minuto 64, stiamo per entrare al 65esimo minuto della partita, mancano 5 per qualcosina da recuperare. La tocca, palla arriva lì per Centonza che prende in pieno un compagno, quasi a levare il pallone dalla porta. Sarà quindi, si chiama un calcio d'angolo, invece no, chiaramente rimessa laterale. La donna sul punto di battuta, palla alle braccia a cercare il taglio di Di Vaio, la controlla con il tacco, poi cross in mezzo direttamente però dalle parti di Messina. Vediamo se quindi ci sarà spazio, dicevamo in precedenza, per Guzzo, appena arrivato anche lui come la Monica si è presentato con un gol, un esordio perfetto per lui. È partito molto bene nel primo tempo, poi forse è un po' calato tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo, poi però il gol chiaramente cambia tutto. La Sala intanto, buono il suo controllo con il petto, poi Riera sempre molto fastidioso da saltare, si becca anche un tunnel qui la Sala con Riera che fa una giocata super. Interisano allontana, poi ingrasciotta, la palla rimane lì, Martin con Paglione. Che fallo da parte dello stesso numero 10 dell'Accademia di Palermo Calcio, dunque fallo di Baglione, calcio di punizione dal limite dell'area di rigore, minuto 66 di gioco, e qui potrebbe essere veramente una grande occasione per il Castelvetrano per poter pareggiare i conti, però in realtà Baglione aveva anticipato il suo avversario, con Martin invece aveva calciato Baglione, quindi forse sarebbe stato da chiamare all'opposto questa chiamata, forse c'è stato un anticipo da parte di Martin che forse non abbiamo notato, però da qui sembrava potesse essere fallo contrario, ma non per il direttore di gara, quindi indica un calcio di punizione al limite dell'area di rigore. Vediamo Interisano e Martin, però Martin si allontana, rimane il solo Interisano che ha già trovato un gol in questa partita e potrebbe trovare una doppietta. Intanto è arrivato anche il sole oggi in campo dopo un po' di pioggia, anche il sole dunque per gli ultimi minuti a fare compagnia ai 22 giocatori in campo. Interisano sta guardando attentamente la porta, da qui sicuramente ci sarà una conclusione. Messina è molto attento però, con ben 4 uomini in barriera. Interisano cerca la precisione, palla che passa sotto e poi rimane lì la palla ancora 2 volte, scivolata di Maniaci e poi Messina a mettere la palla al sicuro. Aveva avuto Di Vaio l'occasione per poter calciare liberamente, ma un super Maniaci ha deciso di arpionare questa palla scivolata e negare il facile tapino all'avversario, e dunque si rimane con il risultato di 2-1. Palla lunga, lascia scorrere Friscia contro Felice, ancora una volta è anche molto bravo Felice perché fa toccare la palla proprio al suo avversario. Intanto dentro Sacco, fuori 6 dita. Fuori dunque 6 dita, dentro invece Sacco. Ultimi minuti in campo anche per il secondo portiere che poteva entrare, ricordiamo, nel corso del primo tempo. Qui c'era stato una possibilità, però tutto rientrato anche con, per fortuna chiaramente, stava benissimo poi 6 dita che ha fatto veramente poco nei gol subiti. Quello di Pace è stato un tiro molto angolato, invece il secondo di La Monica è stato un tiro a porta vuota. Sarà dunque rimessa laterale, dunque potrebbe non entrare Guzzo perché manca veramente un minuto, poi ci sarà chiaramente qualcosa da recuperare, ma non ci aspettiamo forse un cospicuo. Riera, Mazzola allontana forte la sua prima chiusura difensiva, poi Saladino viene inseguito da Di Vaio, va giù Saladino ma tutto ok. Si riparte con questa rimessa dal fondo con Messina che batte anche rapidamente dalle parti di Scarcella. Siamo entrati negli ultimi 30 secondi di gioco. Scarcella
cerca con precisione il rilancio, poi ganci col mancino, Mazzola la controlla, fa una buona guardia, poi forte. Sono 4 minuti di recupero, ci aspettavamo forse un po' meno in realtà. Non ci sono state molte interruzioni, però forse per i cambi, i gol chiaramente. Poi forte mette direttamente in calcio d'angolo, che la palla è uscita dalla linea di fondo, non nella linea laterale, ma non per il direttore di gara, che dunque battono questa rimessa con le mani. Felice, danza molto bene su quella fascia, poi cerca un netta versione morbida in mezzo di testa, la prova a toccare Caravello, poi sempre a rimettere in mezzo, palla però già terminata in out, ma grande giocata ancora una volta di Antero Felice, che come sempre è uno dei migliori in campo, pochissimi errori, tanta pulizia nei palloni. Adesso inizia anche a giocare meglio in fase offensiva, perché prima è un giocatore comunque piuttosto difensivo. Scorso anno infatti ricordiamo come giocasse in coppia con Cicuta come centrale difensivo, quest'anno invece come terzino, ma sta veramente migliorando tanto nella qualità di offendere. La Sala nasconde il pallone, poi l'ultimo tocco dovrebbe essere di Maniaci. Lascia ad Ingrasciotta il compito di poter battere questa rimessa con le mani, si inserisce Di Vaio, non lo serve invece direttamente Riera, poi Ingrasciotta con il destro, la tocca la Sala, alza la palla, male però. Mancano 3 minuti alla fine di questo match, sotto di 2-1, mister Santa Lucia sa quanto può essere importante una vittoria quest'oggi, che potrebbe veramente fare bene alla classifica. I punti sono 17, si arriverebbe a quota 20, a un 3 punti di distanza poi dal Castelvetrano, che oggi ricordiamo presiedeva al 4° posto in classifica. Mazzola, buona quella sua giocata, va verso il centro del campo, Mazzola, c'è il taglio da parte di Caravello, lo serve adesso Caravello, viene fermato però in 2 tempi da Caradonna, poi Maniaci con la testa, tocca a Cascio che può calciare in porta, poi Caravello in anticipo, Mazzola prova di infilarsi, poi Centon si allontana, Baglione la controlla, le finte, volle il destro, lo ottiene, Baglione cerca la porta, alza un po' troppo il fuoricentro del suo corpo troppo all'indietro, palla fuori, ci ha provato. Manca 1 minuto e 40 secondi alla fine della partita, manca veramente pochissimo. Felice direttamente per Mazzola, quasi lo sta per servire, il suo tentativo di allontanare la palla, sta diventando quasi un assist, intanto ganci di testa, poi Felice mette l'ennesima pezza della sua partita a cercare Maniaci che va incontro alla sfera col tacco molto elegante, Cascio, ottima per il numero 7 che cerca il tocco verso i compagni, Cognata, poi Mazzola che si va a lottare su tutti i palloni, Maniaci 2 volte, cerca il taglio verso il compagno, non arriva, nel tempo ha preso un colpo forse Mazzola, Cascio, Mazzola manca il controllo, Flavio vieni in mezzo, con Ganci, vieni in mezzo, levati dalla fascia. Martin ne ha girato Maniaci, poi di testa Interisano che adesso si è un po' spostato più avanti, quasi ad agire come seconda punta anziché centrocampista, poi Scarcella allontana come sempre in rimessa laterale, mancano 30 secondi, poi sarà fine match di questa partita. Controllo sbagliato di Frescia, manca veramente pochissimo, ma è questione di secondi, 25, 20 secondi mancano al termine del match. Questa è tutta l'esperienza dell'Accademia Palermo Calcio, perché per battere una rimessa ci ha impiegato 10 secondi circa. Adesso ottiene un'altra rimessa laterale, il pallone però è da cambiare perché Fito direttamente nel parcheggio. Siamo arrivati al minuto 74, dunque potrebbe essere anche l'ultima occasione di questa partita. Si va con le mani Felice a cercare di tenere la palla più lontana possibile, Maniaci la tocca, poi Cognata, Caravello va incontro alla sfera, vuole il dribbling, casca giù, calcio di punizione. Adesso probabilmente con questa azione si concluderà anche il match, perché siamo già ben oltre i 4 minuti di recupero, 74 e 25 secondi sul cronometro.
Però c'è ancora tempo per l'ultima occasione. Baioia da quelle distanze, per chi chiaramente si ricorda le passate partite dell'Accademia di Palermo Calcio, ha sempre trovato delle traiettorie molto interessanti. Spesso prende però i legni queste distanze, in realtà. Il giovane numero 10. Vediamo se questa volta troverà la porta. La distanza è molto complicata perché comunque è molto defilata. Perché invece i compagni in mezzo di testa Mazzola, anticipato. Poi calcio di punizione. Siamo già arrivati al 75esimo minuto di gioco e con questa azione termina anche la partita. Finisce 2-1 la partita tra Accademia di Palermo Calcio e Castelvetrano. Decidono i gol nel primo tempo di pace, nel secondo realizzato dal nuovo acquisto La Monica. Ma intanto vi ringraziamo come sempre per averci tenuto compagnia sui canali di Sportisti. Da Marco Gendus è tutto, vi ringrazio e alla prossima.